Nella serata di sabato 25 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso dei servizi predisposti per il contrasto dello spaccio di droga, gli agenti del commissariato Greco Turro, transitando in via Ornato, hanno notato un'autovettura che alla vista della volante ha cambiato direzione fino ad arrestare la corsa nell'area parcheggi, dove i poliziotti l'hanno fermata. All'interno della vettura vi erano 5 ragazzi di circa 20 anni ed un forte odore di marijuana. Il 22enne si è fatto avanti spontaneamente, consegnando agli agenti una busta in plastica con 4 grammi di marijuana, riferendo di non possederne altra. I poliziotti però, notando ai piedi del ragazzo una sacca di colore nero, hanno rinvenuto al suo interno 16 involucri di marijuana dal peso di 16 grammi. Gli agenti, dopo aver controllato gli altri 4 ragazzi a bordo dell'auto e non aver rinvenuto nulla al loro carico, li hanno invitati ad allontanarsi e hanno proceduto con la perquisizione domiciliare del 22enne. In un appartamento a Bresso, con l'ausilio dell'unità cinofila, in un contenitore metallico i poliziotti hanno trovato 54 involucri di marijuana per un peso di 46 grammi, 100 euro in contanti, 50 grammi di hashish consegnato spontaneamente dal ragazzo e 2 piante di cannabis. La Questura di Milano ha effettuato nella serata di sabato 25 luglio un servizio di ordine pubblico presso la stazione metropolitana di Porta Garibaldi MM2, nel corso del quale i poliziotti hanno identificato 186 persone. 4 minori sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e perché trovati in possesso di 11 involucri di hashish dal peso complessivo di 11,5 grammi, 2 di marijuana e di 2 coltelli di grosse dimensioni. La Polizia di Stato ha inoltre elevato 13 sanzioni amministrative per il mancato uso delle mascherine anticontagio. Dal 31 luglio al 2 agosto, Milano ospiterà la 4ª edizione di Milano Museo City, iniziativa nata per far conoscere la ricchezza del patrimonio artistico dei musei cittadini e valorizzarne la funzione culturale. Durante la 3 giorni, da venerdì a domenica, tutti i musei civici resteranno aperti con orario dalle 11 alle 18. I 72 musei coinvolti proporranno centinaia di appuntamenti tra visite guidate, aperture straordinarie e iniziative speciali, tutte caratterizzate dal filo conduttore del tema Donne protagoniste, in linea con l'altro tema I talenti delle donne, del Palinsesto Culturale 2020, promosso e coordinato dall'Assessorato della Cultura del Comune di Milano. Dopo quasi 20 anni di attesa, la vicenda burocratica di via Sismondi 32 ha finalmente un lieto fine, con l'apertura alla cittadinanza di un giardino di circa 1800 m². Risolutivo, l'intervento dell'Avvocatura del Comune, che ha portato a un nuovo accordo tra l'amministrazione e il condominio. Il settore verde ha quindi ripristinato la vivibilità dell'area con un intervento da circa 35.000 euro. Come già stabilito da una delibera del Municipio 4, in autunno il giardino verrà intitolato al giornalista Beppe Viola, che abitava nella zona. Spostandosi presso i Navigli, da martedì 28 luglio è stata aperta l'area giochi, appena riqualificata in Piazzale Cantore, attrezzata con una struttura gioco inclusiva con rampa, 3 giochi a molla e un'altalena con 2 sedute.